Audio Jungle. Seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 Girone B. Siamo pronti per raccontare una nuova entusiasmante stagione dell'Antenore Sport Padova. Per questa giornata l'Antenore Sport Padova affronta il San Benedetto Campalto, squadra veneziana. Che fischio dell'arbitro, inizia in questo momento con il San Benedetto in maglia nera in possesso di palla. Ottima però la chiusura di Mirto. Subito ritmi alti per entrambe le squadre. Mirto va anche in dribbling, serve un compagno sulla destra, la tira, deviazione, attenzione alla palla entrata. È il gol del vantaggio ed è stata probabilmente un'autorete, ma fatto sta che alla prima azione il San Benedetto si porta in vantaggio. Un gol rocambolesco, ma quel che conta è che dopo 5 minuti e 30 il San Benedetto è in vantaggio. Grigio, Rodriguez, Grigio, ancora Rodriguez, una finta, poi va sul sinistro, Grigio, la porta vuota e c'è il pareggio dell'Antenore Sport Padova. Ha segnato Grigio da un pareggio meritato dopo 9 minuti e 25 secondi. Trova l'1-1 l'Antenore Sport Padova, ha segnato Grigio. C'è la Vigo Real che era in C1 qualche anno fa. Attenzione adesso però al contropiede del San Benedetto che va a segnare il gol del 2-1 con Suner Pervis, e quindi ancora un contropiede vincente per il San Benedetto che si porta nuovamente in vantaggio. Vediamo come reagirà l'Antenore, che ci ha messo un pochino a carburare nel primo tempo dopo il gol del 2-1. Invece qua trova subito il pareggio dopo meno di un minuto. Il 2-2 dell'Antenore è firmato da Bertotti, quindi subito parità tra Antenore e San Benedetto. Cinquino dove non c'è nessuno. Attenzione qua però all'errore del San Benedetto, ne approfitta Cinquino per segnare il gol del 3-2, così quando siamo giunti al 27esimo minuto e 30 secondi l'Antenore ribalta il risultato. Riesce però a tenere il pallone, poi c'è Crepaldi, può andare alla conclusione, invece allarga per Marinaro, in mezzo Crepaldi, gol! 4-2 dell'Antenore che alla fine riesce ad insaccare con il capitano Federico Crepaldi al 13esimo minuto. L'Antenore trova il 4-2 con Crepaldi, ma recupera ancora l'Antenore. Zecchinato va da solo ancora, che adesso c'è il fallo, nonostante le proteste c'è il fallo e anche la munizione per Mirto, che era già ammonito. Sì, era già ammonito, un gesto di stizza, butta via il pallone, era stato ammonito già nel primo tempo. Doppio cartellino giallo ed espulsione per Mirto. Va con il sinistro, deviato a rete e si iscrive anche Carraro al tabellino dei marcatori. 5-2 per l'Antenore grazie al calcio di punizione vincente di Luca Carraro. Grigio, Bertotti, Secchieri si gira, allarga ancora per Bertotti, un rimpallo, scarta anche il portiere, poi con la sola il tiro, rete. Doppietta per Bertotti al 27esimo minuto, 40 secondi di gioco. 6-2 per l'Antenore, doppietta per Bertotti, partita in ghiaccio per i padroni di casa. Allarga ancora per Abidar, fermato, Marcuta, attenzione al contropiede adesso dell'Antenore, Grigio, c'ha due compagni in mezzo, li mette in mezzo, c'è il gol, la tripletta di Bertotti proprio al 29esimo minuto e 40 secondi. 7-2 per l'Antenore, tripletta per Bertotti del secondo gol. Adesso ancora Bertotti ha l'opportunità di andare a segnare quello che è l'8-2, quella che è un'autorete. Si è aperta con un'autorete e si chiude con un'autorete la partita. 8-2 per l'Antenore, autorete propiziata da Bertotti negli ultimi 4 minuti e finisce qui. L'Antenore Sport Padova vince anche la seconda partita del campionato di Serie C2, batte con un rotondo 8-2 il San Benedetto Campalto. La partita è stata in equilibrio soltanto nel primo tempo, chiuso per 3-2, poi l'Antenore Sport Padova ha dilagato.